Porto Marghera e altri 16 comuni del Polesine lungo la riva sinistra del Po sono quelli interessati dalla zona logistica semplificata, una zona economica speciale. Un'opportunità che vale 25.000 posti di lavoro e in grado di attivare in pochi anni 2,4 miliardi di investimenti. Ma serve un piano regionale preciso per attrarre gli investitori e favorire il recupero di 385 ettari di territorio, ad oggi abbandonati o dismessi. Va pensata la riqualificazione della strada Eridania, oggi sostanzialmente urbana. Va progettato un collegamento tra l'autostrada e la via Transpolesana. Se poi vogliamo sfruttare i collegamenti fluviali come il canale navigabile Canal Bianco o quello ferroviario di Polesella, vanno previsti interventi di adeguamento di tali strutture, attualmente sottodimensionate. Tutti i grandi porti commerciali mondiali hanno un'ampia zona logistica retrostante, solo Venezia non dispone di questo. La ZLS potrebbe sopperire a questa mancanza. Come candidata di più Veneto in Europa voglio questo per la mia regione.